base della Pedemontana tra San Fiore e Godega di Sant'Urbano, tetti scoperchiati e piante sradicate, danni ad aziende ed abitazioni, treni fermi. Il racconto dei testimoni: abbiamo temuto il peggio. A Conegliano le violenti raffiche di vento hanno abbattuto decine di alberi, rami e tronchi finiti sulle auto di passaggio in sosta e nel Parco del Castello. Piogge grandine hanno battuto tutta la Pedemontana dal Basso Feltrino al quartier del Piave, con allagamenti, frana, Avassa, chiusa la provinciale 1 bis. Raffica di furti la scorsa notte a Mareno di Piave, almeno 5 le case prese di mira. In 2 occasioni sono stati i cani di casa ad evitare ai proprietari il faccia a faccia con i ladri. Anziana detective blocca le ladre mentre stanno prelevando con il suo bancomat e chiama i carabinieri. È accaduto in un centro commerciale a Piove di Sacco. Il via libera del Tribunale della Pedemontana, parla il ministro della Giustizia Nordio, che spiega perché il progetto di Palazzo di Giustizia di Bassano del Grappa sia passato così rapidamente. È stato consegnato il cantiere per la sistemazione definitiva del sacrario militare dell'Eiten ad Asiago. Il cantiere non impedirà le visite, costerà 4.200.000 euro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nel primissimo pomeriggio di oggi sulla provincia di Treviso, colpendo in particolare tutta la fascia pedemontana. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerosi interventi, soprattutto nei comuni di Conegliano, Godega di Sant'Urbano e San Fiore Cordignano, soprattutto per quanto riguarda il forte vento e la tromba d'aria, mentre sono intervenuti nell'area più a nord della provincia, quindi tutta la fascia che va diciamo da Col San Martino a Farra di Soligo, ma fino a Vittorio Veneto, soprattutto per quanto riguarda gli allagamenti, esondati alcuni fiumi come il Soligo. Da San Fior ci comincia a raccontare questo pomeriggio di devastazione Cristian Arboit, con la collaborazione tecnica di Tommaso Migotti. Sì Marta, buonasera. Parte da San Fiore il nostro racconto. Noi siamo in via Calbassa. I pompieri, i vigili del fuoco stanno operando lungo tutta questa via, in particolare per liberare le rotaie, lo possiamo vedere sulla linea Venezia-Trieste. Il treno è fermo, quel treno è fermo da diverse ore, la linea è completamente bloccata. Stanno operando i vigili del fuoco. Qui con me il sindaco di San Fior, Gastone Martorell. Anche lei sindaco, fino a pochi minuti fa aveva una motosega. È stato un pomeriggio da tregenda. Sì, in 2 minuti si è levato un vento fortissimo, fortunatamente qui senza grandine, però insomma rotto vetri, buttato giù alberi, bloccato strade in un battibaleno. Abbiamo fatto solo in tempo ad aprire il COC e poi andare a prendere le motoseghe per liberare le strade. Questo proprio nel cuore di San Fior, davanti al municipio, diversi gli alberi abbattuti, una palazzina sembra quasi bombardata, vetri a terra e qui appunto l'emergenza del momento, questo sì. Treno. Sono da ore, i passeggeri sono lì da ore. È successo alle 14:20, per cui vuol dire che sono 4 ore che sono lì fermi. Ecco, allora Marta, ti mostro un altro effetto collaterale su San Fior. L'azienda Cravedi, che è stata interessata da una violentissima tromba d'aria. Abbiamo le testimonianze proprio dei dipendenti che si sono messi in salvo. Saranno state le 2 passate, e così di punto in bianco che aveva cominciato a piovere, è venuto a grandinare. Nel giro di pochi secondi si è alzata una folata di vento allucinante, che io ero anche sopra sul palco, ho cominciato a sentire venire giù cose che il mio collega ci ha chiamato tutti giù, perché dalla vetrata qui davanti ha visto proprio il coperto volare via.
e ci siamo riparati sotto gli scaffali così perché pensavamo che venisse giù tutto a un certo momento, perché proprio c'era il vento, era una forza spaventosa. Sanfior, via Pomponio Amalteo, in pochi istanti una tromba d'aria ha spazzato via come fosse di carta il tetto del capannone che ospita la Cravedi, ricambi auto e veicoli industriali, e la Piave SRL, servizi per l'edilizia. Le lamiere ed il materiale isolante sono sparsi nel raggio di un centinaio di metri. I dipendenti erano al lavoro, per fortuna non si registrano feriti né tra i lavoratori né tra i passanti. Fortunatamente eravamo tutti al sicuro e qui non passava neanche nessuno, che di solito è sempre un via vai di gente. Che anche la chiesa ha fatto un po' da paravento, perché se volavano queste lamiere in mezzo alla strada, che passava qualche macchina, poteva succedere qualche bel disastro. Sul posto è subito arrivato anche il proprietario dell'immobile. Ingenti i danni causati dalla tromba d'aria allo stabile. Cos'è successo? Qua ci sono danni? La tromba d'aria ci hanno avvisato mentre eravamo a pranzo, come vedete si è scoperchiato tutto, è stato tolto il tetto su un capannone di 1500 metri e adesso stiamo cercando di intervenire in modo di garantire le persone che sono dentro, che la merce che sia dentro non venga danneggiata. Stiamo programmando un intervento immediato per mettere in sicurezza l'immobile e poi adesso vedremo. Noi abbiamo per fortuna una copertura assicurativa e quindi, cioè, al di là che è dovuto, che dobbiamo garantire i nostri inquilini che possono lavorare, noi faremo la nostra parte. Così questa azienda sulla Pontebana dove sono caduti anche 2 alberi qui in territorio comunale di Sanfior, fortunatamente non sulla sede stradale, Sindaco. Sì, fortunatamente non sulla sede stradale e non sulle abitazioni, fortunatamente, perché il platano non è un albero, non è una caccia, è una pianta che se cade sopra un'auto la sfascia. Come è successo a Conegliano. Vi portiamo in via Spelanzon e in via Kennedy, diverse le auto rimaste sotto agli alberi, circa una decina quelli caduti solo sul territorio di Conegliano. Alcuni testimoni ci hanno detto siamo vivi per miracolo. Anche qui, anche a Conegliano, tutto è successo davvero in un attimo. Conegliano. Erano verso le 14, stavo andando al lavoro e c'era vento, non pensavo così, ho visto volare un ramo, ho guardato verso sinistra per sorpassarlo, ho visto che l'albero cadeva, ho frenato, in quel momento è caduto l'albero, ho lasciato la macchina e sono scappata. Manca qualche minuto alle 2 quando in pochi attimi si scatena l'inferno, raffiche di vento fortissime spazzano Conegliano e decine di alberi piombano al suolo. Qui siamo in viale Spellanzone, un grosso albero sradicato dalla furia del vento cade centrando prima una Mercedes parcheggiata, poi l'auto della signora Monia alla guida. L'impatto con la Mercedes, finita quasi completamente distrutta, ha attutito l'urto con l'utilitaria che altrimenti avrebbe schiacciato la donna. Al momento cosa ha pensato? Io non ho pensato, io ho preso paura, sono uscita, non sapevo, ho lasciato tutto in macchina e sono andata in un negozio qui vicino a chiedere un numero di telefono perché non avevo il telefono con me per chiamare mio marito, sinceramente. E niente, ho preso paura, ho capito dopo cosa ho rischiato. È andata bene così? Sì, è andata bene così. Le macchine rifanno ancora, persone no, perciò va bene così. Paura anche in via Kennedy, qui il vento ha sradicato alberi ed un palo della luce. Io ero dentro e quando ho sentito, mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, tromba d'aria o d'acqua, ho abbassato le tapparelle. Quando le ho rialzate, dopo quando ha smesso di piovere, è andato via il vento, e mi sono accorto del disastro. Disintegrato dall'impatto con un grosso albero il tetto di questa Toyota Aygo, dentro c'è pure il seggiolino di un bimbo, poteva davvero essere una tragedia. Il palo della luce e per fortuna è andato a finire da quell'altra parte della strada, altrimenti avrebbe tranciato completamente la macchina se cadeva in quella direzione. È stato il vento è stato fortissimo perché gli alberi erano completamente piegati. Impressionanti le immagini dall'alto. Ho sentito un grosso colpo e l'albero che si è proprio strappato e un gran tonfo e in effetti deve essere stato il lampione che si è proprio rovesciato, forse è stato l'albero a spingerlo, non lo so, so che era un vento tremendo. Lei che cosa ha pensato in quel momento? Ho tanta paura.
sono messa a piangere. Un miracolo che nessuno si sia fatto male. Si può mettere un cero alla Madonna, veramente, perché non è successo proprio niente. Un miracolo. Un miracolo proprio, perché se era il periodo della scuola con i ragazzi sarebbe successo un disastro, perché di fronte abbiamo le scuole di liceo scientifico. Ecco, in tanti parlano di anche una strage sfiorata, di tragedie sfiorate, perché veramente questi alberi sono caduti rovinosamente a terra. Può aggiornare la contabilità, sindaco? Mi diceva che nel parco di Villa? Di Villa Soldi credo che ne siano caduti 7 o 8. Non c'è nessuno dentro, quindi, ma insomma è un bel parco e 7-8 piante sono tante. Ma quello che è caduto di fronte al municipio, nell'area di parcheggio, ci fosse stata un'auto sotto, era sfasciata. Io la lascio al suo lavoro, sindaco, grazie infinite. Il sindaco Gastone Martorella, sindaco di Sanfior. Fra poco ci sposteremo a Godega di Sant'Urbano, anche lì ci sono stati danni, tanta paura. Godega di Sant'Urbano e Cordignano per quanto riguarda la fascia della Marca orientale, ma ci sono stati problemi anche nell'Alta Marca. Qui il vento forte, nell'Alta Marca invece tra Valdobbiadene, Follina, il Basso Feltrino, la Grandine e diversi allagamenti. Questa la situazione a Follina, e con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. È successo che ormai è in 5 anni la seconda volta che ho buttato via 80.000 euro per ripristinare questo magazzino. Prima volta, stato di calamità, non è arrivato niente. Questa volta, invece di fare le strade e i ponti dove cacchio non servono, invece di alzare questi ponti qua che l'acqua non passa sotto, non fanno niente. E ora io adesso chiudo l'attività. Ma dove è l'attività? Qua. Ho il magazzino pieno. Posso venire a vedere? Vieni a vedere con me. Vieni da giù qua. In 20 anni è venuta fuori 5 volte questo cacchio di fiume. E l'attività lei ce l'ha qua sotto? Io ho il bar là, ma ha visto cosa c'è qua sotto? Io ho altre 60.000 euro di spese, 60.000 euro di spese, ne ho già spesi 80 5 anni fa, e loro fanno i ponti per il percorso per le biciclette, invece di alzarmi un ponte qua dove l'acqua non passa sotto. Ma cosa devo fare io? Chiudo l'attività, io non so più cosa fare. Secondo lei cosa devo fare? Sindaco, com'è la situazione qua a Follina? La situazione qui a Follina è, come in tanti altri comuni, tragica. L'acqua esce da più punti, a Pedeguarda è caduta una frana e quindi ha ostruito il torrente e quindi problemi di allegamenti. Qui alla Bella abbiamo sempre lo stesso problema. Ci sono dei corsi che sono sempre più stretti e queste bombe d'acqua sicuramente non aiutano. E adesso cosa fare allora? Adesso qui alla Bella abbiamo già dei progetti per quello che riguarda, dobbiamo alzare ponti, dobbiamo rifare muri. Tra l'altro qua giù è caduto anche un muro, quindi adesso dobbiamo liberare il torrente perché rischiamo, diciamo, che se viene un'altra bomba d'acqua vada fuori. Invece l'abitato proprio di Follina Follina? L'abitato di Follina ci sono sempre delle vie che sono un attimo più basse, anche una di queste è via Paradiso, quindi arriva l'acqua da Miane, lungo la provinciale arriva da Cison, sempre lungo la provinciale, la via è più bassa e i tombini non riescono a ricevere. Tra l'altro c'è il problema, diciamo, che c'è il fiume Follina, quindi quando il livello è alto invece di ricevere butta fuori anche il fiume. E però tutto il comune ha delle problematiche, anche, diciamo, Farò, che di solito perché è più alto non ha problematiche, anche lì abbiamo dei punti dove è uscita dell'acqua e quindi c'è tanto lavoro da fare. E pioggia e forte vento anche nel Bellunese già dalla scorsa notte, con i
pluviometri che hanno fatto scattare l'allerta a San Vito di Cadore con la chiusura della 51 di Alemagna, rimasta chiusa fino alle 12:30 di stamattina, mentre si pensa alla riapertura anche in orario notturno a partire dal 1° di agosto. Il violento nubifragio del pomeriggio ha causato invece una frana sulla provinciale della sinistra Piave a Scalon di Vassa 7 Ville, colata che si è verificata all'altezza del bar Le Bollicine ed ha ostruito entrambe le carreggiate. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e sul posto sta lavorando il personale di Veneto Strade. Naturalmente c'è massima allerta in tutto il bellunese perché c'è la possibilità di nuovi smottamenti anche in assenza di piogge. Circa la situazione della viabilità sulla 51 di Alemagna interviene oggi l'associazione albergatori di Cortina. È inaccettabile, dicono. Sentiamo. Il tempo dell'attesa è finito. Per la 51 di Alemagna serve una visione strategica e una risposta decisa, e serve adesso. È dura la presa di posizione dell'Associazione Albergatori di Cortina a un mese dall'inizio del calvario per la strada delle Olimpiadi. Uno stato di incertezza non più tollerabile, tuonano gli albergatori, che assieme ai lavoratori di tutto il comparto ricettivo stanno subendo disagi crescenti. Abbiamo veramente, credo, urgenza di trovare una soluzione che possa negli imminenti mesi salvare quello che è la stagione, non per i flussi turistici, perché questi comunque continuano ad avvenire, ma abbiamo paura che veramente il servizio possa essere compromesso. A far saltare i nervi l'ennesima decisione di non riaprire la strada negli orari previsti in seguito alle copiose precipitazioni delle ultime ore. La situazione è rientrata nella tarda mattinata, ma il danno per i lavoratori che quotidianamente si spostano per raggiungere Cortina era già fatto, e in tanti via social si sono detti pronti a non presentarsi al lavoro se il tratto della statale a San Vito sarà di nuovo chiuso in assenza di congruo preavviso. Le richieste dell'Associazione Albergatori di Cortina sono perciò chiare: estendere con urgenza la fascia oraria di apertura anche alle ore notturne, installare adeguata illuminazione o un presidio fisso in loco, fornire comunicazione unica, ufficiale e aggiornata in tempo reale, coordinata tra ANAS, prefettura e comuni per evitare confusione, e valutare la predisposizione di una viabilità alternativa emergenziale. Una soluzione che sicuramente va trovata attraverso le amministrazioni, attraverso quelli che sono gli enti provinciali, regionali e del governo. Perché la montagna vive di persone e senza mobilità non c'è lavoro, non c'è servizio, non c'è turismo. Una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione: un uomo di 73 anni versa in condizioni disperate all'ospedale di Vicenza dopo essersi infilzato sulla sommità di un cancello mentre stava eseguendo dei lavori all'esterno dell'abitazione del figlio a velo d'astico. Secondo le ricostruzioni il pensionato è caduto da una scala e si è appunto infilzato sul cancello di casa. Sono stati i familiari a chiamare i soccorsi. L'uomo versa in gravissime condizioni appunto all'ospedale San Bortolo. Ed ora continuiamo a parlare dell'emergenza furti. La scorsa notte ad essere presa di mira dai ladri è stata Mareno di Piave. In almeno 2 casi però sono stati i cani di casa a sventare il tentativo di furto. Sentiamo. Stavamo dormendo. A un certo punto sentiamo Nesia che va avanti e indietro sulle stanze, la stanza da letto e la cameretta. E lei si era affacciata probabilmente alla finestra e ha visto qualcuno, sicuro. È stata Nescia, questa bellissima lupa cecoslovacca, a sventare alle 2:30 di notte il furto nell'abitazione dei suoi proprietari in via Campana, a Mareno di Piave. Il cane ha messo in fuga il ladro, che poco dopo è stato sentito piombare al suolo dal terrazzino dove era salito utilizzando una scala, per poi dileguarsi nella notte. Nescia, dolce ed affettuosa, è molto protettiva nei confronti della sua famiglia, e questo ha evitato che i padroni si trovassero faccia a faccia con il malvivente. Ci abbiamo lavorato tantissimo da quando ha 4 mesi a portarla in campo, e lei sa perfettamente quando è l'ora di attaccare per salvare noi più che altro. Però è stata tranquilla, lei si è appoggiata solamente alla finestra, alla zanzariera, non ha né abbaiato né fatto nulla, solo ringhiato. Grazie a lei non sono entrati in casa.
Ma questo non è l'unico colpo tentato nella notte a Mareno. Sempre in via Campana i ladri sono entrati in almeno 3 abitazioni, compreso il bed and breakfast Civico 30. Sono entrati, però probabilmente non hanno trovato niente di loro interesse. Hanno rovistato nel deposito, ma non hanno preso nulla. Colpo riuscito anche in una villetta poco distante. Il compagno ha parlato con un vicino e anche lui hanno rubato delle cose in macchina, un PC portatile, degli attrezzi di meccanica. Dopo via Campana i ladri sono passati nella vicina via Piave, ma anche qui gli è andata male a farli scappare i 2 cani di casa, Nano e Cracker. I cani si sono messi ad abbaiare in maniera furiosa, proprio erano tutti e 2 dentro perché dormono dentro. Mia moglie si è alzata per prima, li ha fatti uscire. I 2 cani si sono precipitati verso la recinzione posteriore di casa, ma solo al mattino i proprietari si sono accorti dell'intrusione nel garage, trovandolo aperto con l'auto dove qualcuno aveva rovistato e una bici abbandonata nella fuga nel giardino. E evidentemente è riusciti a portare fuori, cominciato a portare fuori le biciclette, e quando loro si sono accorti, perché hanno un udito, soprattutto il piccolo, che è una cosa incredibile, basta sentire un minimo rumore che lui, e poi l'altro dietro. Evidentemente appunto sono scappati, eccetera, infatti in fuga perché c'era appunto lì sulla stradina, hanno perso anche il berrettino. Degli episodi sono stati avvisati i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che nei giorni scorsi ha battuto a tappeto Susegana e il Coneglianese. Anziana blocca le ladre mentre stanno prelevando con il suo bancomat. È accaduto in un centro commerciale a Piove di Sacco. Quando sul proprio telefono è arrivato il messaggio che l'avvisava in tempo reale di un prelevamento dallo sportello bancomat del centro commerciale dove si trovava, non ci ha pensato 2 volte, lo ha raggiunto, sorprendendo le 2 ladre che poco prima le avevano rubato il portafoglio all'interno del Piazza Grande di Piove di Sacco, intente a prelevare. Una 75enne di Chioggia non ha esitato e ha bloccato una delle 2 donne con il volto coperto dalla mascherina mentre la complice si dava alla fuga. L'anziana derubata ha poi chiamato i carabinieri. Le 2 ladre avevano appena prelevato 1.000 euro in contanti. I militari arrivati al centro commerciale hanno identificato la ladra, risultata essere una 30enne bulgara con una lunga sfilza di precedenti per furto. È stata denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nelle tasche della donna c'erano 1.700 euro, di questi 1.000 appena prelevati con il bancomat della 75enne di Chioggia, a cui sono stati subito restituiti, e altri 700 che sono stati sequestrati. Vicino all'uscita di un punto vendita del centro commerciale è stato invece recuperato il portafogli della 75enne con tutti i documenti. Già di polemiche sulla superstrada pedemontana veneta, dopo quelle innescate dalla Corte dei Conti, anche sul versante ambientale c'è polemica con le opposizioni circa la presenza di PFAS nelle gallerie. Sono passati pochi giorni dalla storica sentenza del Tribunale di Vicenza sui PFAS dell'ex Miteni e ora si torna a parlare di sostanze perfluoroalchiliche e di inquinamento. Stavolta però il fulcro della contaminazione non è un'azienda o un sito produttivo, ma una strada, anzi la superstrada. Già, perché dalle analisi dell'ARPAV e dell'autorità preposta ai controlli emerge la presenza di PFAS in alcuni punti ben precisi del tracciato. A darne notizia è stato il Partito Democratico nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Consiglio regionale. Ci siamo accorti, guardando i dati di ARPAV e di tutte le autorità preposte ai controlli, che questa infrastruttura viaria rischia di impattare pesantemente anche sullo stato della salute dei cittadini, del Vicentino e del Padovano in particolare. Dal 2018 sappiamo che presso la galleria di Sant'Urbano, la prima realizzata, si è registrata una presenza di PFBA eccessiva. I dati di oggi ci raccontano che questa presenza eccessiva di PFAS nelle zone di realizzazione delle gallerie della superstrada pedemontana veneta, e dunque non solo in quella di Sant'Urbano ma anche in quella di Malo, hanno effettivamente dei livelli preoccupanti. Ecco cosa chiede il PD alla Regione dopo aver consultato i dati. Chiediamo alla Regione del Veneto, intanto di fare chiarezza in maniera trasparente rispetto a qual è veramente il contesto e le condizioni di salubrità di quei territori, e 2, di intervenire immediatamente per evitare che quello che oggi sembra un possibile danno si realizzi e diventi davvero un fatto pesante sulla salute dei cittadini e sul nostro territorio.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega perché il progetto del Tribunale di Bassano del Grappa sia passato così rapidamente. Sentiamo. Il progetto del Tribunale di Bassano esce dal pacchetto che comprendeva anche i palazzi di giustizia di Rossano, Lucera e Alba ed entra in un altro percorso legato alla rinascita del distretto giudiziario dell'Aquila e delle sezioni distaccate dei contesti insulari. Dettaglio di non poco conto per un percorso che potrebbe concludersi in Parlamento già entro l'anno. A spiegare perché il Tribunale della Pedemontana sia stato inserito in questo iter è lo stesso Ministro della Giustizia. Il Tribunale di Bassano è estremamente importante, ci sono state molte laboriose discussioni su questo, però abbiamo invitato tutti a riflettere che Bassano del Grappa da solo è sufficiente vederlo dall'alto, magari con l'elicottero, come qualche volta ho fatto anch'io a suo tempo, ha una concentrazione di aziende, di industrie pari a un PIL che, se non è quello della Grecia, poco ci assomiglia. In sostanza, Nordio sottolinea come la chiusura del Tribunale all'epoca sia stata una scelta strategica errata, proprio per le peculiarità del territorio che il Palazzo di Giustizia va a coprire. Lo ripristiniamo, tra l'altro è già pronto, ci sono anche le risorse umane oltre che finanziarie. L'ultima frase, la puntualizzazione finale, è proprio per le risorse. Lo stesso Ministro aveva già tranquillizzato tutti tempo fa durante un convegno a Venezia, ribadendo che il Tribunale di Bassano non andrà a drenare personale e magistrati dai tribunali di Padova, Vicenza e Treviso. È stato consegnato il cantiere per la sistemazione definitiva del sacrario militare Leiten ad Asiago. Il 2025 è un'altra data che entrerà nella storia del sacrario dell'Aiten. Entro la fine dell'anno saranno infatti conclusi i lavori di consolidamento strutturale. La consegna formale delle aree, a cominciare dal corridoio d'ingresso, è avvenuta tra i tecnici del Ministero della Difesa e l'impresa appaltatrice. È un gesto simbolico quello di oggi, che pone fine anche a tante polemiche, perché dobbiamo ricordarlo che Asiago è uno dei pochi, se non l'unico, sacrario militare che insiste su un centro abitato, e quindi anche l'alta presenza dei flussi turistici e delle persone interessate alla nostra storia, vedere un impianto così chiuso per anche eventi e manifestazioni aveva creato particolari tensioni, soprattutto nelle associazioni d'arma. Il cantiere, che non impedirà le visite, costerà 4.200.000 euro, a cui se ne aggiungeranno altri 6.800.000 per il restauro complessivo, tutti già stanziati. 11 milioni che danno un segnale di concretezza, di impegno nei confronti di questo territorio, e mi unisco ai ringraziamenti al generale Rispoli e al sottosegretario Rauti, che sono stati anche qui recentemente per l'apertura, e aver mantenuto la promessa di questi tempi non è cosa banale. I lavori più urgenti riguardano la parte strutturale dell'edificio, provato dalle intemperie in parti non direttamente visibili ma fondamentali. Credo che oggi sia una bellissima giornata sicuramente per Asiago, per l'altopiano, ma per tutta la provincia di Vicenza e per tutte le persone che credono ancora nei valori importanti che questi soldati, questi commilitoni, queste persone che hanno sacrificato la vita per il nostro territorio hanno difeso, e quindi veramente sono felice oggi di poter essere qui a partecipare a questo evento. L'area ancora non è visitabile fino alla conclusione dei controlli sugli alberi caduti o pericolanti. Ci sono state delle cadute che potevano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica delle persone che erano presenti qui, ecco, e ha disposto il taglio di altre piante per motivi di sicurezza, perché non sono più stabili. Queste piante, queste alberature verranno sostituite con nuove piante, ma sempre nell'ambito del recupero, della rigenerazione di questi spazi che hanno sicuramente bisogno di un intervento straordinario di manutenzione. Tutto l'intervento sull'Aiten andrà a tutela della sicurezza strutturale e della memoria degli oltre 54.000 soldati qui raccolti dopo il loro sacrificio nella Grande Guerra. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.